Avviati in questi giorni punti di primo intervento di medicina turistica Caorle e Cavallino Treporti, strutture di emergenza e urgenza che rappresentano un punto di riferimento dell'attività medico-sanitaria estiva a supporto sia dei residenti che dei turisti, con quest'ultimi che già occupano in gran numero campeggi e strutture. Il PPI, che affronta tutti quei casi con i codici di importanza minore, è passato da H12 ad H24, quindi siamo assolutamente soddisfatti di questo elemento, soprattutto in un periodo in cui la viabilità è più difficile rispetto al periodo invernale. Punti di primo intervento che in entrambe le località sono stati potenziati e che ora risultano essere attivi 24 ore su 24. Risponderà a un duplice obiettivo, innanzitutto dal punto di vista turistico, perché evidentemente il cittadino europeo, dopo i 2 anni passati di pandemia, ha senza ombra di dubbio desiderio di sapere che nel luogo in cui andrà in vacanza sarà, come dire, garantito, ci sarà una certa sicurezza. L'altro è per il residente, per il cittadino, un aspetto per noi irrinunciabile, fondamentale. Punti di primo intervento potenziati anche con la presenza di personale interprete e se a Caorle tra qualche settimana seguirà il raddoppio delle ambulanze, la struttura di Cavallino affidata ai volontari della Croce Verde avrà una nuova sede dalle dimensioni raddoppiate rispetto alle attuali. Abbiamo tante preoccupazioni per quanto riguarda i medici, ce ne sono proprio pochi, però abbiamo anche delle belle notizie sul nostro territorio. Per quanto riguarda poi la progettazione del nuovo PPI e del nuovo distretto e dei servizi territoriali, sta procedendo. L'ULSS 4 sta andando avanti a tappe forzate, quindi siamo soddisfatti anche di questo. Il Comune ha messo la terra, Sochempin finanzia la progettazione e l'ULSS sta procedendo anche con la progettazione dell'ospedale di comunità.